Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, premio Radio 80, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 18.000 euro in carriera. Sono solo in 4 dietro le ali della macchina in una prova che sembra scritta sulla carta, con Damaris Griff netta favorita a chiudere il pronostico, il numero 2 dello schieramento. Andrea Farolfi in Salchi per il training di Mauro Baroncini. Autostart che inizia a muoversi, raccoglie le concorrenti per effettuare la solita progressione di 400 metri per arrivare poi al punto dello stacco. Con il numero 1 Double Dream VGL, Federico Esposito. Con il 2 Damaris Griff, Andrea Farolfi, 3 Daria Laxmi, Alessandro Gocciadoro. Con il 4 Just Be Ready, Goran Zolnai. La macchina accelera, si ritrae Just Be Ready. C'è l'errore di Daria Laxmi. E così, subito al comando Damaris Griff nei confronti di Double Dream VGL. Numero 3, Daria Laxmi, Ha avuto un'incertezza squalificato. ripresa al volo anche Just Be Ready, che rimane netta terza. E così l'unico tema che poteva essere quello del piazzato si è risolto con la rottura di Daria Laxmi. 14,7 per i primi 200 metri di corsa da parte di Damaris Griff, che è in vantaggio nei confronti di Double Dream VGL. A netto intervallo prosegue Just Be Ready. E così la figlia di McGrace SM in vantaggio, completa il primo quarto in 38 e si continua ovviamente ad andare di conserva. Rimane in seconda posizione Double Dream VGL, che è una figlia di Varen allenata da Eric Bondo e di proprietà della scuderia Deivet, che segue in seconda posizione la favorita e Battistrada. Frazione in 16,5 anche per la curva di sinistra e il passaggio davanti alle tribune, che se ne va con un quarto in 31,9. Damaris Griff sempre in vantaggio. In seconda posizione Double Dream VGL, in terza c'è Just Be Ready. Si completa il primo chilometro in 1,18, tutto comodo ovviamente per Damaris Griff, che si va a portare così 1200 metri di corsa in netta evidenza. Controlla la battistrada, fa un paletto in 14,1 in accelerazione di là, 1,32,1 3 quarti di miglio, sposta al suo esterno ora Double Dream VGL, che prova a lanciare la volata, riallunga Damaris Griff, Double Dream che ci prova. In terza posizione a netto intervallo c'è sempre Just Be Ready, la retta arrivo con Damaris Griff che accelera e si stacca facile da Double Dream VGL. Vince netta la favorita Damaris Griff, seconda Double Dream VGL, terza è Just Be Ready. 27,6 la chiusa, 1,14,5 ragguaglio cronometrico, 13,3 la retta arrivo. Andrea Farolfi per il training di Mauro Baroncini e la proprietà di Antonio Favilla, una figlia di McGrace SM e Ninochka Deni, che porta a casa come da pronostico la prima corsa dell'Arcoveggio.